in collaborazione con Glenvision e Ottima Trento. Accoltellamento a Levico Terme, una lite di vicinato si trasforma in un'aggressione. Un 46enne arrestato per tentato omicidio, un 49enne ricoverato in rianimazione. Emergenza affitti, la storia di Paola. Ho 37 anni, sono laureata e guadagno quasi 2.000 euro al mese, ma senza un tempo indeterminato trovare casa è impossibile. Silvestro Franchini ricorda il fratello Thomas, tragicamente scomparso. Sono tornato sul Pispalù, ma senza di te tutto è diverso. Il sogno di conquistare nuove vette insieme s'è infranto. La epica Giorno 24, dalle Dolomiti al maestoso Etna, continua l'incredibile viaggio di Moreno Parmesan. Ormai manca poco. Felicetti e la cooperativa sociale Le Rais, collaborazione nel segno dell'inclusività. 4 persone fragili al lavoro nel pastificio. Ottima Trento, dal 1997, consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it